Non ci sono problemi, grazie a te Alessio. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL Polizia, ben ritrovato. Abbiamo mandato in onda prima un servizio che ha visto anche proprio sulla campagna nazionale promossa dalla Polizia di Stato contro le truffe agli anziani. Allora, qualche consiglio in più rispetto anche a quanto abbiamo visto al momento, che sono anche in forte aumento, nonostante quello che comunque le forze dell'ordine fanno e divulgano. Sì, certo, soprattutto per le persone anziane. Questo il Ministero e il Dipartimento insomma, hanno voluto puntare il dito su queste persone e attenzionare queste persone. Ma io direi che a parte il filmato insomma, che era già esaustivo per gran parte, io direi quei consigli elementari che abbiamo già dato, soprattutto in questo periodo, cioè gli anziani soli, magari, a casa, ma anche quando si va a ritirare la pensione, accompagnare questi genitori, accompagnare i nonni, avere la possibilità di farlo in modo insomma, di salvaguardare soprattutto questa persona, questo caro, perché non è tanto la truffa in sé per sé online che ormai sappiamo e ormai è di routine, ma anche il solo scippo della borsetta della persona anziana, una cosa importantissima, quindi magari perdere quei 10 minuti, stare con il proprio caro, accompagnarlo in banca, accompagnarlo in posta a ritirare quella pensione, potrebbe essere già un deterrente, e lo è un deterrente, perché chiaramente non se la prendono mai con una persona di 30 anni, 40 anni, cioè neanche la truffa, voglio dire, no? A contatto persona con persona non avviene comunque in gran parte, nel 90% delle volte, parliamo sempre di persone anziane, dove sanno di toccare la sensibilità di queste persone, ma siamo amici, eravamo a scuola con un nipote che adesso sta male, insomma, ecco, dette così 4 parole, però voglio dire, avere la presenza di una persona, donna ma anche uomo, cioè non serve essere palestrati per, voglio dire, questo, accompagnare con la macchina i propri cari, questo potrebbe essere già un aiuto. Senta Padrone, invece più volte l'abbiamo sentita battere i pugni per chiedere più personale proprio in capo alle forze di polizia e soprattutto proprio anche la questura di Pordenone, però ci sono altre specialità all'interno della polizia che sono in forte sofferenza. Quali sono? Sì, vede il Dipartimento, le do un dato che è arrivato proprio ieri. A Pordenone, da tutta Italia, sono 81 le persone che chiedono da anni di arrivare in provincia, 81. Ricordo che solamente 16 entro l'anno lasceranno il servizio a Pordenone. Sono arrivate 8 persone, ne mancano già oltre 60. I conti sono questi, i conti fatti anche dai nostri stessi uffici contabili, da qua a 5 anni il 70% lascerà il servizio. È una cosa che se a numeri diventa veramente un problema. Lei diceva che io chiedo queste cose sempre per fare un passo avanti, per essere avanti nella richiesta, perché vede, a me ha fatto sorridere, dopo anni che io grido e scrivo, che il giorno che è arrivato il capo della polizia a Trieste, bene, sul giornale c'era la Serracchiani che ha detto che in Friuli Venezia Giulia servono più uomini. Guarda caso il giorno che è arrivato il capo della polizia. Cioè io, come avesse scoperto l'acqua calda. L'ha scoperto il giorno prima, ma il giorno che il capo della polizia siede in macchina e chiede al suo personale di ufficio stampa i ritagli della stampa locale, legge che la Serracchiani ha detto che servono più uomini perché ci sono i confini. Adesso non voglio uscire nel seminato, però ecco, il discorso che lei diceva delle pattuglie, soprattutto per la polizia stradale, abbiamo delle grosse carenze d'organico, perché una pattuglia della polizia stradale la vedete molto più spesso in autostrada e non è un caso, perché lì ci sono delle convenzioni ministeriali con l'ente quindi con la concessionaria stessa? Proprio con la concessionaria dell'autostrada, in questo caso Autovie Venete, in cui il personale viene pagato da loro per quelle tipologie di servizio. Quindi se c'è una macchina, là deve stare, per contratto,
mentre non l'abbiamo più sulla Pontebana. Questo è soprattutto di notte, dove la pattuglia formata da quattro unità per un solo motivo manca di una persona, o per malattia, o per legge 104, o per ferie, perché hanno diritto i colleghi di andare in ferie, la macchina non c'è più. Bene. Questo è il grosso problema. Poi ne parleremo la prossima volta di questa scelta che ha avuto il Ministero di portare la forestale ma non sveli troppo le carte, perché altrimenti... No, perché è un po' miope questo governo. C'è un piccolo trucchetto, e qualcuno fa i segni, ma settimana prossima sicuramente parliamo di Schengen, vediamo perché non deve esserci la forestale, per i carabinieri l'hanno voluti. Settimana prossima sicuramente ne parleremo. Grazie intanto come sempre a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL, Polizia di Stato. Continuiamo col